Io non vorrei parlare di me stesso, ma è giusto sapere chi è Alessio Morosin, per chi non mi ha seguito in questi anni in televisione, per chi non ha seguito la politica veneta almeno negli ultimi 30 anni. Sono stato consigliere regionale per la Liga Veneta Lega Nord nel 95-2000. Vi racconto un aneddoto. Appena sono arrivato in consiglio regionale ho visto che c'era scritto sulla targa all'entrata dell'ufficio Lega Nord Liga Veneta. Ne parlai subito col capogruppo e gli dissi: guarda che se vuoi che io stia qui bisogna innanzitutto cambiare il nome, scrivere Liga Veneta anche nulla se vuoi, ma Liga Veneta. Io sono qui perché porto la mia identità. Qui siamo in Veneto e guarda caso oggi mi trovo, dopo 25 anni, a correre in una lista che si chiama Liga Veneta Repubblica. Questo sta a significare che io vado sul solco di una coerenza che è durata e dura da 30 anni. Cioè sono portatore di un'idea non rigida, anzi di un'idea attenta alle esigenze dei cittadini, ma anche di un'idea che non cambia in base al vento e alle opportunità. Io non sono a disposizione di chi ha voglia di fare la banderuola al servizio di questo o di quello.